Misure restrittive sono purtroppo indispensabili per ridurre al minimo il rischio di contagio durante le imminenti festività. Ma senza ristori chiari, precisi e importanti, la cura rischia di uccidere il paziente prima ancora che arrivi il vaccino. Su questo quadro, complicato e dalle ricadute preoccupanti, il governatore Luca Zaia conferma la necessità di intervenire per evitare che le feste si trasformino in un volano per il virus. Io sono convinto comunque che nel rispetto delle libertà e di tutto quello che si può dire, ma davanti a una situazione come questa, diciamo, delle misure ci vogliano. E evitiamo di fare l'ordine sparso, questo è poco ma sicuro. Quello che possiamo fare senza ristori è ben poco da un punto di vista come si può dire, di misure. L'esempio più chiaro del rapporto fra lockdown e ristori è quello della Germania, che entra in blocco totale ma ha già pronti ristori imponenti per il tessuto produttivo. Noi sappiamo che il 10 gennaio probabilmente la Germania avrà se non appiattito, di certo abbassato moltissimo le sue curve di contagio. E resta sempre la preoccupazione per gli assembramenti, come quelli visti nel fine settimana e nel ponte dell'Immacolata. Il tema degli assembramenti è un tema del quale abbiamo parlato, insomma, coinvolge tutte le città, c'è preoccupazione perché anche le comunità che hanno avuto le misure, a differenza di noi, o meglio, noi abbiamo avuto delle misure, ma meno aggressive di quelle della zona arancione o rossa, tutte le comunità comunque rischiano di vedere le infezioni ripartire.